Signore e signori, buonasera, benvenuti nella bellissima cornice del Duomo di Enna, la Chiesa Madre, Maria Santissima della Visitazione. Mi piace definirla Chiesa Madre perché è la madre della città di Enna, un po' come Maria che abbiamo alle nostre, che ho alle mie spalle, che voi potete guardare, madre della nostra città. Stiamo vivendo dei giorni di grazia, che sono i giorni dedicati sicuramente alla Madonna Addolorata, ma anche al 150° anniversario della confraternita Maria Santissima Addolorata, un anniversario che ci sta facendo vivere dei giorni, dei momenti importanti. Addirittura siamo stati pellegrini a Roma in occasione del Giubileo e proprio questa sera ripercorreremo parte di questi momenti intensi e ovviamente omaggeremo Maria. Come riporta il canto che saluta tra l'altro l'uscita dell'Addolorata il Venerdì Santo, la Madre Santa si mise in cammino. Questo è il titolo del musical di stasera, è un po' il fil rouge di questo anno, perché Maria si mette in viaggio nel suo bellissimo simulacro, si mette in viaggio a visitare la nostra città e viene in visita in questa chiesa, dedicata tra l'altro alla visitazione di Maria. Prima di introdurre questo musical vorrei chiamare un attimo qui accanto a me Monsignor Vincenzo Burgano, parroco della Chiesa Madre e assistente spirituale della confraternita dell'Addolorata, per un breve saluto. Il saluto è intenso perché è un doppio saluto, innanzitutto come parroco della Chiesa Madre, ma anche come confrate assistente dell'Addolorata. A tutti il benvenuto. Sì, a Madre Santa si è messa in cammino, ma anche quelli che siete venuti qua, vi siete messi in cammino per giungere nella Chiesa Madre. E allora il cammino caratterizza l'esperienza vitale di ciascuno di noi, perché la vita è un cammino e in questo cammino della nostra vita Maria ci guida, ci custodisce e ci protegge. A voi grazie di essere qui presenti e grazie a quanti hanno lavorato per la realizzazione, sono dietro le quinte, quanti hanno lavorato con entusiasmo per la realizzazione di questo momento, che è un momento di riflessione, di gratitudine e sì, anche di preghiera. La Madre Santa si mise in cammino. Lo spettacolo a cui stiamo per assistere è un omaggio a Maria, simbolo del dolore cristiano e del totale abbandono alla grazia di Dio nel far sì che ogni sua volontà possa essere compiuta. Sarà un racconto da Maria Bambina, Maria Sposa, Maria Madre del dolore. E permettetemi questa sera un attimo, proprio ai piedi della Madonna, di volgere un pensiero per tutte le persone che in questo momento vivono nel dolore, vivono nella sofferenza e soprattutto quello che purtroppo a cui stiamo assistendo inermi, tante madri che piangono i loro figli sotto le bombe, sotto le macerie. Quindi quando assisteremo a questo spettacolo e ci verrà detto di vedere Maria, pensiamo a loro e facciamo anche una preghiera per loro. La narrazione è altresì uno spaccato della devozione ennese e dei rituali per Maria Santissima Addolorata e in particolare dell'omonima confraternita. Scritto e diretto da Francesca Picciurro è anche una preghiera, un'invocazione, una richiesta di protezione. Le voci narranti sono della stessa autrice e di Laura Geraci. Le musiche e gli arrangiamenti del repertorio tradizionale sono di Emanuela Fai e di Marzia Cillavi. Non è tra l'altro la prima volta che queste artiste si esibiscono proprio qui all'interno del Duomo di Enna, perché lo scorso anno hanno portato un musical dedicato alla Madonna della Visitazione, la patrona della città, dal titlo Sfida aperta. Questa sera riportano uno spettacolo dedicato a Maria, riportando al centro della nostra attenzione Maria, la sua vita, il suo dolore, il suo ruolo per la nostra città. In scena, come detto, avremo la palermitana Francesca Picciurro, che da anni si occupa delle maggiori tradizioni legate alla sua città e alla Sicilia.
Con lei la cantante e attrice Laura Geraci, la cantante e musicista Marzia Cillari, Emanuela Fai, cantante e studiosa di musica folk e tradizionale. Tutte loro credono molto nel valore della cultura come mezzo di sviluppo territoriale e di coesione sociale. Da sole e insieme hanno vissuto tantissime e prestigiose esperienze professionali. Penso che sia tutto pronto, possiamo immergerci in questo punto, questa rete di storie, canti e versi che ci avvicinano ancora una volta a Maria Santissima. Buona visione. Nomu ca porta pace e speranza, nomu ca canta, nomu ca brilla, nomu ca fu pensato un core di santa, nomu ca parsi ca nasciu pieta, sto nomu è Maria, tra le stelle la più bella. Ora santo mi grapitevi le orecchie e grapitevi le cori. Di Maria oggi contiamo che nasciu china di grazia, che nasciu china d'amore. Suo pace si chiamava Iachino, travagliatore e uomo assai buono. Aveva le pecore e di questo si occupava. Non si negliava a riposare se fino all'ultima dieta non mangiava. Aveva a cuore tutti i bisognosi, orfani, pellegrini e vedovi ci pareano pietosi.
tant'è che come potia, e tu li volia aiutare, ci dava roba per vestirsi e per poter desinare. Dio vedia quanto era stimato e per questo pensò che aveva essere premiato. Si sposò con una picciotta quando compì 20 anni. Anna si chiamava e purita via cori granni. Iachino e Anna Anselmula erano contenti, viviano tranquilli ed erano amati di tutti i genti. Solo i due con 4 anni formarono sta famiglia e che non avevano avuto né un figlio né una figlia. Ci spiravano tutti lui e priavano notte e giorno, ma d'essere mace ed essere pace mai venia di lo turno. Visto fatto Iachino se ne scappò nella montagna e non dette più notizie, capito? Era Preogna. Anna non aveva pace, non aveva diventato mace, ogni giorno ella priava, rivolgendosi a Dio pace. Pace mio, ci dà sti figli a tutte le creature, perché a mia lenti non t'abbasta tutto lo mio amore? Mio marito mi morio e arrestavo sola. Avesse stato prezioso avere un figlio che consola. E invece piangeva e priava disperata a un'antisina voce che diceva un essere di Dio timorata. Dio onnipotente non è sordo a sti tuoi parole, avrà frutto lo tuo ventre, picchi magi tu te voli. Era l'angelo che Dio pace mia Anna aveva mandato per dirci che presto lo so di Sio venia avverato. Segnò per un Iachino che era vivo ed era intento a pascolare. Ci disse, lesto torna a casa, che aspetta un figlio tua moglie. Iachino, intesi di parole e a Dio vosi ringraziare. Pigliò più bello di l'agnente per poterlo sacrificare. Tornò felice, pieno di gioia e già senno d'incia casa. Non ci parso vero che una creatura era al ventre della sua sposa. Nasciu Maria, moci che mica! Nasciu, moci che bella! Che era bella, che era ricca, che era ricca, che era bella, un tuo amore nata a casa, purto non si era scritta, che era ricca, che era bella, che era bella e che era ricca, visto madre fu la gioia di la vita, che era bella, che era ricca, che era ricca e che era bella, aria prendi diricata, aria l'arma diritta, che era bella, che era ricca, che era ricca e che era bella, era bella, che era ricca, che era ricca e che era bella, era bella, che era ricca, che era ricca e che era bella, era bella, che era ricca, che era ricca e che era bella, era bella, che era ricca, che era ricca e che era bella. Che piccerita bella era Maria. Ogni iava portava gioia e allegria. Ci piace giocare e con le genti chiacchierare. Era così dolce che non si poteva non amare. Ogni giorno priava a Dio d'incia al tempio, mai si distraeva e mai ditta partia un lamento. D'ogni virtù id era perfetta e già tutti li virgini id era l'eletta. D'inzoccocinava l'angelo id si nutria e se stavi male t'accarezzava e ti levava la malattia. Per la sua umiltà e per il suo buono consiglio un sacerdote la volia sposa di suo figlio. Ma a Maria non ci interessava e a te non rispondeva. Omini, non ne conosco, la castità è la mia via. Dio mi voleva così, come una scia. Perdonatemi, ma io non voglio, di la virginità non me ne primo. Ma feci 14 anni e aveva picchiare marito, non poteva proprio più fare da vita che aveva conosciuto. Allora allo tempio furono chiamati tutti gli uomini soli e ci ha detto sapeva capire qua Maria sapeva pigliare. Portarono un bastone l'uno e ci fu detto da aspettare che una palumma di un bastone di un prescelto aveva spuntare. E da palumma nisce un bastone di un uomo anziano
Giuseppe si chiamava, ed era uomo saggio e buono. Tutti furono contenti per il fatto che aveva avvenuto, ma Giuseppe non era convinto, che era grande e assai inguaiato. Ma la volontà di Dio, vedo, era fondamentale, e come fossi suoi nipoti, a Maria si la pigliò su tali soali. Quando Virgine l'accogliò tra la sua gente, e un manto purpura accidenti, che è i colori più importanti. Un giorno, mentre Maria apriava ed era alla finestra, ci accomparì un giovane bello che ha un'aureola via in testa. Era Gabriele, che portava la notizia dolce, ma Maria non lo conosceva e scantate con una voce. Così gridò forte: sono Gabriele, ambasciatore di una cosa dolce, come lui è. E fu così che Dio a Maria ci mandò l'ambasciata. Dio vi manda l'ambasciata, l'ho portata, a casa un figlio di Dio pace, e Maria fu fatta magia. Vergine casta, costi Maria, io mi consolo, assai tuttia. Vergine casta, costi Maria, io mi consolo, assai tuttia. La 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 e di la gioia partissimo con fredda annunzialo a Santa Elisabetta e Santo Giovanni ancora era nato e di più santificato. Vergine casta, costi Maria, io mi consolo, assai tuttia. Vergine casta, costi Maria, io mi consolo, assai tuttia. La 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 Il bello frutto Maria vi da fare, un verbo eterno incarnato tutt'uni. Tu partorisci come una gran signora, senza avere né doglie né cultura. Vergine casta, costi Maria, io mi consolo, assai tuttia. Vergine casta, costi Maria, io mi consolo, assai tuttia. La 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 Chiudi la manda, mi manda l'ambasciata, di lancio l'ho portata, a dare un figlio di Dio pace, e Maria fu fatta magia. Vergine casta, costi Maria, io mi consolo, assai tuttia. Vergine casta, costi Maria, io mi consolo, assai tuttia. La 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 Sgomento portò sta nuova notizia. Giuseppe non gioì ed era chino d'amarezza. Come poteva essere, si addimandava. Maria aspetta un figlio. Sta cosa è assai strana. Non ci dormia, non poteva riposare. E allora un angelo lo ia a trovare. Non ti scantare, ci dissi.
Immaculata è Maria, lo figlio che in grembo è Dio che la disia. A così che accenno Giuseppe lo capì e accettò con tanto amore la volontà di Dio. E allora festa grande, e allora grande allegria, e Gesù suo Salvatore in talo ventre di Maria. Un giorno si seppe che tutti saviano a censire, e a Betlemme Maria e Giuseppe appero a ghini. Fu un viaggio pesante, con temperi e disagio. Maria aveva a partorire, ci volia un buon rifugio. Seguendo una stida con una cura tutta splendente, trovarono una gruppa che parea pure accogliente. Dasa a sistemare, carincia c'era una mangiatoia, passo picca e Maria dette alla luce la sua grande gioia. Nasciu Gesù, nasciu lo Messia, facemo l'auguri a Giuseppe e Maria. Passava, penso di rose e giuri di stigmia, e San Giuseppe invece travagliava, si plia Gesù su che forti chiaccia, San Giuseppe su chiamava Maria, pirichi voli di Salvatore, si tu la mamma fa ora di figlio, di tutto l'anno. Maria conoscia i valori di suo figlio e immagine attenta come era, figlio volia lo meglio. Sapeva pure che per prima cosa Iddio era figlio di Dio e con amore e sentimento con Giuseppe lo cresceva. Sapeva che Gesù aiutava la gente, che era sempre a disposizione, allo suo cuore lo portava a fare sempre buone azioni, che di tutti era conosciuto, che a tutti lo volevano bene, che di consigli dava giusti e portava consolazioni. Ma sapeva pure che cresciuto non avesse avuto buona sorte, che la mire e la cattiveria l'avessero portato alla morte. Passavano l'anni e Gesù suo miracoli faceva, risuscitava i morti e la vista ci dava con la via. Sola, Ma due giorni maledetto arrivò sola, e fu miso. sola, Fu ammazzato, crocifisso e le sofferenze furono addosso. Maria, cuore di mamma, sentisi l'anima spandare, da un c'è dolore che si dice più grande d'un figlio che ti muore. Suona la troccola, suona, silenzio come liciona. Suona la troccola, suona, rompo silenzio come liciona. Suona la troccola, suona, rompo silenzio come liciona. Suona la troccola, suona, rompo silenzio come liciona. Anche a te una spada trafiggerà l'anima. Io vorrei tanto parlare con
tanto ascoltare da te quello che pensavi. Quando hai udito che tu non saresti più stata tua, e questo figlio che non aspettavi non era per te. Ave Maria, Ave Madre, puntane di tuo figlio, fammi sentire da tua voce che tu che sentisti in tua arma, quando capisti che la tua vita non ti avesse appartenuto più e che tuo figlio che portasti in tuo ventre non avesse stato pittiglia. Io vorrei tanto sapere da te se quando era bambino tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di lui, e quante volte anche tu di nascosto piangevi, madre, quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso per noi. Ave Maria, Ave Maria, Maci, contane di quando era piccolito. Se tu sapia quale avesse stato la sua sorte. Contane delle tue lacrime quando eri sola e di quando sentisti che avessi dato la sua vita per noi. Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi. Io benedico il coraggio di vivere sola con lui. Ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi. Per ogni figlio dell'uomo che muore ti prego così. Ave Maria, Ave Noi oggi ti ringraziamo, Madre nostra, benediciamo la tua forza di come accettasti la croce, e ora sappiamo che ogni tuo pensiero era per noi. E allora per ogni figlio rimase che muore, noi oggi a così ti preghiamo. Ave
magi squarciato, Cori di Maria Immaculato, cori di sangue perduto, cori d'amori privato. Accomincia la Settimana Santa, in tala pecchi si sente lo tormento, li cori succisti, li cori susciaziati, di la mace si sente lo pianto, di la mace si sente lo lamento. Confrati di l'addolorata, arrovigliatevi. È la domenica delle palme, tutti alla chiesa per il precetto pasquale. Portati chi tu chi servi, che sono pronti le medaglie che i confrati più anziani sanno onorare. Con devozioni e fedi, ogni anno più stanchi, hanno portato omaggi, luto dolori, capo le spalle. Tutti pronti sui confrati nuovi, che aspettano il venerdì con grande fervore. Pettia Maria, Mace nostra addolorata, Pettia Maria, Mace do Signore. Confrati, si fece sera, pigliati la nostra Mace amata, mettetela davanti alla porta, mettetela qua, che int aspetta, che di suo figlio vuole essere salutata. A suonare di marci funebri su una fitta antalocori, pronti su tutti i confrati e con la coda solo pioggi di enna inchino lisciati. Partino più d'uomo, partino che si fici l'ura di l'adorazione. Già sei in un silenzio, che lo silenzio già è preghiera. Già sei in un mesti, senza fare il rumore, che dà in capo all'altare c'è il Santissimo, c'è il Signore. S'aspettano la voce confraterniti, s'aspettano per la benedizione, che poi alla chiesa sarà a tornare tutti di nuovo in processione. Lo pensiero è allo venerdì santo, che a Maria sa va mettere il manto. Questo è importante il rituale, la vestizione sa va preparare. Chiamateli femmini, chiamateli presto, che allo venerdì santo sa va fare lesto. Chiamateli mucchieri di li confrati, o con la voglia i vesti, per tutte le grazie ricevuti. Poi, fatti li provi, si pensa a chi fare, agli sepolcri che sanno a preparare. Domani è lo Ioveri santo, e arrivano veneri, arrivano chianto. Torna chiaro, la bella magia si visita vivo, con ciao assaggio anni di la via, ci risioni stagliendo omaggi via.
E quel venerdì solenne in cui anche il cielo si scurisce e fa da manto a tutti quei cuori che si uniscono nel nome di una madre che ha perso suo figlio. E mattina il silenzio ha un piedi sacro. Sulle strade del nostro quartiere, che chiamiamo piazza, in via Mercato Sant'Antonio, si sentono i passi di tutti coloro che con devozione si spostano per giungere nella nostra chiesa, intitolata a Maria Santissima Addolorata. Tra queste persone ci sono anche io. In genere il mio passo è svelto, ma oggi ho deciso di mettermi in comunione con tutto ciò che mi circonda, con lentezza, osservando gli sguardi nubilosi di chi va nella mia stessa direzione. Oggi è per me un giorno speciale. L'ho atteso per tanto tempo. Oggi anche io farò la vestizione. È il mio modo per dire grazie alla nostra Madre Addolorata, un grazie per la grande grazia ricevuta. La vestizione è un rito. Ogni anno nella nostra chiesetta alcune donne si adoperano per vestire il simulacro. Ho un ricordo limpido di quando la vidi fare a mia nonna e credo questa mattina di sentire addosso le sue stesse emozioni. A un certo punto un rumore sordo spezza il silenzio che si è succeduto al canto mesto del coro e allora alcuni dei confrati più anziani prendono la statua dell'Addolorata e la portano al centro, proprio davanti all'altare. In seguito, alcune donne le tolgono il manto che tiene per tutto l'anno, altre il fazzoletto e il piccolo velo bianco che tiene sul braccio sinistro, poi ancora altre donne portano via la candida mantellina che porta addosso. Presto, altre vedove le pettineranno i lunghi capelli lisci che rimarranno sciolti per tutto il suo cammino in processione. Pettinati i capelli, altre donne inizieranno con la sacra vestizione, mettendole addosso la mantellina bianca del venerdì santo e la collana dei 7 dolori e il velo bianco ricamato sul capo. I confrati sanno a preparare, sanno a vestere per le occasioni. Perché no, non è un vendere normale, è lo vendere della passione. Lievore le scarpe, le quasetti e i pantaloni, bianco lo cappuccio, che hanno all'occhi abito fuori. Di ligno è la corona che ti cinge lo capo, al ricordo di lo Cristo, figlio un croce martoriato. L'uomo è candido e lo camici portato, capo un anno atteso stu venere di essere indossato. Dallo lato destro penne lo cingolo bianco, la coroncina di 7 dolora scende per l'auto cianco. Nivoro l'abitino o nivoro la pittina, e di capo i confrati portano una mantellina. È viola, e in capo a Ida è ticciato un core con una spada, simbolo della confraternita di Maria Santissima Addolorata. Ma i confrati privilegiati che portano lo simulacro non hanno mantellina, ma un abitino con lo simbolo cusuto. E ora che sono vestuti, sono pronti per la processione, a passo lento e in silenzio, con fedi e devozioni. Ma lo venerdì santo non esce solo l'Addolorata. No, non sono solo id in processione. Nescono tanti confraterni che sfilano prima di vari, e la prima che nesce è la confraternita di la passione. Pare che lo cielo conosce lo dolore, pare che vista chiovere con pianto per lo Signore.
nisciu la prima confraternita, chidda di la passione. E dopo dita ci sono chiddi meno antichi, come vuole la tradizione. In silenzio, a passo lento si arriva alla chiesetta, che da davanti alla porta c'è l'addolorata che aspetta. Prima di iri ad uomo, la vanno tutti a salutare, ma manca picca un momento che davanti ai fercoli hanno a sfilare. Nesci Maria, nesci l'addolorata, e per l'uomo tutti in semmula le confraternite fanno usciata. Di la chiesa di Salvatore in talumenci nesce lo Signore, manca picca e Gesuzzo e Maria finalmente si possono incontrare, mensa la futta l'uomo, donne parti la processione. Un silenzio fa rumore. Pare che all'unisono si sentino battere le cori. E si cammina, si va avanzando. Allo cimitero si stanno conoscendo. Un tempo fu accuvata di la spina santa la sacra reliquia. Sono tutti fermi che aspettano un signore e iddo a dare la benedizione. Poi si torna a narrare sempre priamo per un momento che è lo più importante di tutto l'anno. Le fercoli danzano una danza di dolori sopra le spalle degli confrati che grandi emozioni. Arrivati all'uomo, dinciasi giasi, le fercoli, la gente e tutti i confrati. Poi nesciuti di l'uomo tutti tornano alla casa e lo Signore e l'addolorata, ognuno alla sua chiesa. E a così che le mesi onorano lo venerdì santo, con commozioni, preghiera, marci funebri e canto. Santa Mace sei tu lente, cui sorbiti fortemente, di rumori e di lamenti, a Gesù li patimenti, e la morte sua chiusa, Santa Mace dolorosa. Mace dolente, Mace sconsolata, lo vecchio Simeone vi chiamò. Chista fu la più acuta prima spada, che Lucorio Maria vi già passò. O anima cristiana spensierata, pensa chi dolore che provò, e dici di pietà di questa spada, vi compatisci, Mace addolorata. Santa Mace sei tu lente, cui sorbiti fortemente, di rumori e di lamenti, a Gesù li patimenti, e la morte sua chiusa, Santa Mace dolorosa. Appena nato l'amanti signori, Erodi che ammazzarono feci edetto. Pensate si fu acuto e gran dolori lo spasimo di fuiri in Egitto. Devoti di Maria, saviti e amori, guardate l'uso cori che è trafitto, e dicete che al cigno questa spada vi compatisce ma già addolorata. Santa Mace sei tu lente, cui sorbiti fortemente, di rumori e di lamenti, a Gesù li patimenti, e la morte sua chiusa, Santa Mace dolorosa. Suo figlio che Maria tanto stimava, menso una gran futta lo perdivo, che anciva la bella Mace spasimava, pensando di avere perso lo suo Dio. Dunque se sta regina lacrimava, stu cori se non piangi gli è troppo rio. Almeno dici che ancinno questa spada, vi compatisco, Mace addolorata. Santa Mace sei tu lente, cui sorbiti fortemente, di rumori
Divoti di Maria, sapiti amori, considerati stamara licenza. Pensate si fu acuto e gran dolore di la madre e lo figlio la spartenza. Oh, cor ingrato, cori traditori, muscia di stamarezza di spiacenza. E dici che ancillo questa spada mi compatisce ma già addolorata. Santa Madre, sai dolenti, voi sorbiti fortemente, di dolori e di lamenti, a Gesù li patimenti, e la morte sua penosa, Santa Madre dolorosa. Animi cristiani contemplati su quinto gran dolore di Maria, in mezzo a dei tiranni arrabbiati si inconciò con Gesù zubi la via, si inconcio doloroso si pensate, lo cori tutto un chianto si sparia, e decidi almeno questa sfata, vi compatiscio, Madre addolorata. Santa Madre, sai dolenti, voi scorbiti fortemente, di dolori e di lamenti, di Gesù li patimenti, e la morte sua penosa, Santa Madre dolorosa. Pinnente in croce, nudo e svergognato, vitti lo figlio Maria addolorata. Figlio, diceva che ancillo sfortunato, guarda la madre sconsolata. Crio che non c'è cuore tanto ingrato, che non sente pietà sta giornata, e non dica che ancillo questa spada mi compatisce, madre addolorata. Santa Madre, sai dolenti, voi scorbiti fortemente, di dolori e di lamenti, di Gesù li patimenti, e la morte sua penosa, Santa Madre dolorosa. Sciso in croce, morto e insanguinato, Gesù fu dato un braccio di Maria. Era tanti ferute e trasformato, che Maria stessa non lo conosceva. Considera Maria in questo stato, che pena, che dolore riceviva. E dice, si sente affanno questa spada, vi compatisce, Madre addolorata. Santa Madre, sai dolenti, voi scolpiti fortemente, di lucori e di lamenti, di Gesù li patimenti, e la morte sua penosa, Santa Madre dolorosa. Tu lo manto un regalo, nivoro corvino, segno di lutto ti mette in cammino. Per i sciati di Enna, con il tuo popolo amato, silenzio e con rispetto, darreri a tuo figlio, Gesù Cristo adorato. Dato facci, traboccanti d'afflizioni, e china di patimento e rassegnazioni. Mentre ti portano sopra gli spaghi, si muovi la tua vesta, segnali di tuoi tormenti. L'ogni è sciugliuti sui tuoi capiti, e girato il tuo capo quasi a tagliare gli stetti. Come se in capo cielo tu cercassi a tuo figlio, che tra gli uomini metti lo più bello. La tua mano è posata tra lo ventre e lo cuore, a proteggere il frutto sacro di tutto il tuo amore. In talo petto conficcato fu un pugnale,
a segnare per sempre di la morte o dolori. Anno del Signore 2025, anno del Giubileo delle Confraternite, la Mage Santa si mise in cammino. Con i cuori ricchi di amore e con tanto orgoglio, più di 1000 cittadini ennesi sono partiti alla volta di Roma. La forza della fede li ha accompagnati, con i loro abiti tradizionali e il simulacro di Maria Addolorata sulle spalle. Mentre la banda musicale città di Enna suonava marce strazianti e il coro Passio Venentis intonava l'antica lamentanza, la Mage Santa si mise in cammino. Pellegrini della vetta di Sicilia più vicina al cielo, pellegrini in cerca di speranza, pellegrini con l'anima traboccante di gioia, pellegrini rifugio l'uno dell'altro, pellegrini Maria, madre del dolore, madre che ogni anno rinnova il suo pianto. E mi mise in cammino per dire t'annunciare, figlio divino. Già t'hanno incatenato e giudicato per morire di croce e di condannato. Ne lo portate piano, piano questo corpo, ogni fila di carne è santificata. Ne lo portate, figlio mio, come se fossi niente. Ne lo portate, sto cuore mio crocifisso. Mi lasciate sola, come una femmina che non ha più nome. La Mage, senza figlio, senza voce, senza manco pianto che basta sto dolore. Signore, sto cielo oggi mi pare chiuso, come una pegia alla bocca d'un sepolcro. Ma io saccio che tu, figlio mio, t'assetti davanti a Intu, eppure se ora mi credo distrutta. È da sta morte che nasce la vita. Mi scordasti, figlio? Io non mi scordo di te, manco un punto. Ti conosco da quando ti senti a muovere dalla mia panza. Ti conosco di notti, di soli, di fritto e di fame. Ora ti vivo sopra sti panni, come un agnetto santo, senza ciato, senza corpo. Tutto sangue e silenzio. Un nessuno ora. Un nessuno che ti gridava Osanna, un nessuno. Ti inchiodaro con manovili e io posso solo tagliare con il cuore che mi si spacca come una botte vecchia. Aspetta, figlio, non tenere a così, no. Dammi ancora una volta la tua mano, fammi sentere il tuo calore, magari finto, magari il ricordo. Ma io mi fermo qua, vicino alla pegia, vicino a sto luogo ne ti misero, come se tu fossi l'ultimo delle povere. E io con tutto lo dolore ti faccio guardia, ti faccio canto, ti faccio speranza. Io non me ne vaio, figlio mio, no. Io sogno tua Mage e la Mage resta. Venite, cristiani, venite, urnesiti, piangete sto figlio, piangetelo con le mie lacrime, piangetelo come se fosse il vostro stesso sangue.
E quando sta metà sarà misa, e un mondo si crerà finito, io, Tomaci, tengo un petto la vera parola, che no, non è la fine. Non ci credi usare, pure si lume cori e già vittori una spada di dolore. Ci giorna, e la morte sa da scansare. Ci giorna, a nome della vita. Ci giorna, a nome di Dio, figlio mio. Ave Maria, Ave
A voi Francesca Picciurro, Marzia Cillari, Laura Terrazzi e Emanuela Paolo. Vogliamo ringraziare il parroco Monsignor Vincenzo Murgano, che anche questa volta ci ha accolte in questo posto meraviglioso che è il Duomo di Enna. Voglio ringraziare il rettore della confraternita Maria Santissima Addolorata, l'ingegnere Giovanni Zodda e tutto il consiglio di amministrazione della confraternita stessa per averci dato l'onore di omaggiare Maria Santissima Addolorata in occasione del 150° anniversario della confraternita stessa. E poi permettetemi, voglio ringraziare Luca Ballarò per la sua disponibilità, la sua bellissima educazione. Grazie. Abbiamo qui il rettore della confraternita Giovanni Zodda per un saluto e un ringraziamento. Buonasera, grazie per l'ennesima emozione che ci avete regalato. Già voi ce ne avevate regalato una a Palermo, ora l'abbiamo amplificato in questa splendida cornice. Invito il consiglio d'amministrazione di venire qua con me. Io ringrazio voi per questa bella serata, per questo bel regalo, perché sentire cantare la nostra coroncina è un sogno che noi aspettavamo da tanto tempo e vedere in questo modo ci ha emozionato e ci ha emozionato tanto. E noi vi vogliamo omaggiare di un piccolo pensiero per dirvi grazie. Grazie a voi. Grazie. Abbiamo un mazzo in più che non è in più, perché tutto questo è stato possibile anche grazie a una persona che è molto legata alla nostra confraternita, ed è Silvia Vicari, che io inviterei a venire con sopra. È stata Monsignore Murgano, prego, venga qua con noi, nella triplice veste di padrone di casa, assistente ecclesiastico e comprato della Allora Silvia, noi ti ringraziamo perché ci hai consentito di godere di una serata splendida come questa. Sì, ma questo l'abbiamo detto e lo sappiamo che sono molto brave, ma stasera abbiamo avuto la conferma, quindi anche a Silvia vogliamo dire grazie. Dire a Luca grazie è riduttivo, cioè Luca sappiamo che quanto è grande la sua professionalità è oramai risaputo e lo tocchiamo con mano e ti diciamo grazie per esserci sempre ogni qualvolta noi ti chiamiamo, perché riesci a regalarci sempre qualcosa in più. E quindi ringrazio loro quattro per tutte le emozioni che ci hanno regalato questa sera, ringrazio Silvia per averci consentito di vivere questa serata, ringrazio Luca per la sua professionalità, ti ringraziamo con un piccolo ricordo di quello che è il nostro 150°, è vero, Amati Santa si mise in cammino e il cammino non finisce